Buonasera a tutti, bentrovati a questa prima lettera dell'alfabeto per la città. Ringrazio Henry e Luca per essere qui con noi. Ringrazio anche Giovanni per arrivarsi reduce anche lui dai suoi impegni con il campiello. Quindi abbiamo due belle figure con le quali questa sera parleremo della lettera M. Come madre l'abbiamo un po' ingabbiata, fa un po' fatica ad uscire, ma per farla è ancora più bella, come meraviglia, come che sia una bella serata per tutti. Grazie. Buonasera a tutti, sono molto emozionato perché Henry De Luca per me è uno scrittore che rappresenta molto. L'idea di partire da una lettera semplifica per certi versi il mio lavoro e soprattutto che vuole essere un lavoro basato sulle parole di Henry De Luca e partendo dalle sue stesse parole credo sia più facile cercare una conversazione che ci porterà non so dove, ma che sicuramente parte da un centro. M vuol dire maternità, M vuol dire Maria, M vuol dire... è una lettera in cui si declina il femminile. Ecco, io credo di aver capito tante cose, spero di aver capito tante cose anche da quello che ho letto di Henry De Luca. M è una lettera che inevitabilmente poi ci conduce in un percorso che riguarda molto Henry De Luca, potremmo dire manna, che ha scritto delle cose meravigliose, Henry De Luca sulla manna, potremmo dire monti, potremmo dire mistero, potremmo dire morte, potremmo dire meraviglia, cercheremo di dire una serie di cose le direte anche voi, partendo però da Maria. Sicuramente se c'è un qualcosa di affascinante del cristianesimo, della Bibbia, che sono anche storie umane, sono anche storie di uomini che rifiutano destini più grandi, sono anche storie di uomini che nel momento della difficoltà tradiscono, sbagliano, non sono all'altezza. Henry De Luca dedica a Maria un libro che smetto di dire per me rappresenta molto, che è Il nome della madre. Diversamente che il nome del padre, dice Henry De Luca, il nome del padre inaugura il segno della croce, il nome della madre si inaugura la vita. Però di questi personaggi umani, di cui vorrei ci portasse lui, io ho sempre portato a casa un momento secondo me straordinario, che è quando Maria, incinta di colui che dovrebbe salvare il mondo nella tradizione cristiana, a un certo punto chiede anche lei che a lei venga allontanato quel calice, chiede anche lei che a lei non tocchi quella sorte, e dice queste parole che fanno tremare. Signore del mondo benedetto, ascolta la preghiera della tua serva che adesso è una madre. Quando nasce un bambino, la famiglia si augura che diventi qualcuno intelligente, si distingua dagli altri. Fa che non sia così. Fa che questo brivido salito sulla mia schiena, questo freddo venuto dal futuro sia lontano da lui. Lo chiamo Yeshu come vuoi tu, ma non lo reclamare per qualche tua missione. Fa che sia un cucciolo qualunque, anche un poco stupido, svogliato, senza studio. Un figlio che si mette a bottega da suo padre, impara il mestiere, lo prosegue. Ecco, come hai fatto a dare questa umanità a Maria? Intanto è una ragazza, non è ancora salita su nessun altare, sta ancora con tutti e due i piedi per terra. È una ragazza madre, come ce ne sono state tante e come ce ne saranno. E nella sua condizione è anche una difficile ragazza madre, perché lei è incinta prima del matrimonio e non del suo legittimo fidanzato. Si trova in una situazione
situazione di irregolarità che coincide con l'adulterio per la legge di allora. Miriam, questo è il suo nome, Maria per noi. Miriam è una ragazza che improvvisamente, in un giorno qualunque della sua adolescenza, si trova a dover e volere accettare un compito gigantesco e ingiustificabile agli occhi del mondo. Entra un messaggero nella sua stanza, nella sua intimità. Un messaggero. Noi nelle nostre iconografie lo vediamo alato e nudo, evidentemente messaggero divino, ma nell'ebraico di Miriam, nell'ebraico delle scritture di quel tempo, malach vuol dire semplicemente messaggero, un messaggero che ha forme e fattezze umane. Quando si tratta di angeli, allora vengono distinti e raffigurati con le penne e con le ali, si chiamano cherubim, e stanno sopra l'arca dell'alleanza, scolpiti sopra l'arca dell'alleanza. Entra un malaco, un messaggero, uno in carne e ossa che irrompe nella sua intimità. Un malaco come quelli che nemmeno Abramo riconosce alle querce di Mamre. Entra uno sconosciuto, un estraneo nella sua stanza e le comunica l'urgenza di una gravidanza. Bisogna immaginarsi che le parole in quel tempo avevano un valore completamente diverso da quello che hanno da noi, che hanno presso di noi. Oggi noi abbiamo delle parole che non portano responsabilità di quello che dicono, possono essere parole ciarlatane senza che il portatore di quella parola ne subisca qualche pregiudizio, qualche perdita di prestigio o di credibilità. Possono essere smentite il giorno dopo le parole pubbliche, politiche, economiche o della pubblicità, perché tanto devono servire solamente al valore d'uso di quel momento, consumate entro la giornata, si legge su certi prodotti che devono essere consumati entro la giornata. Abbiamo un uso della parola che non ha nessuna conseguenza, non porta responsabilità, ma dobbiamo immaginarci un uso opposto della parola, un uso in cui quella parola fa avvenire le cose, fa avvenire il mondo. Per esempio quella divinità dice al verso 3 di Genesi Bereshit sarà luce, e la luce avviene, lo dice, se non lo dice non si accende. La sua parola fa accendere quella luce, è la sua parola che precede i 6 giorni della creazione e fa avvenire la creazione. Ecco, allora bisogna immaginare che in quella storia, in quel popolo, in quella lingua, la parola porta una responsabilità totale, è responsabile di quello che dice e di quello che fa avvenire. Le parole coincidono con le cose compiute. Un verbo, un addetto di quella scrittura dice: finché le parole sono nella tua bocca tu sei loro Signore, quando escono dalla tua bocca tu sei loro servo. Devi obbedire alle cose che hai detto. Ecco, c'è un messaggero che annuncia una gravidanza, non è semplicemente una previsione, è immediatamente l'apertura di un grembo. Precedentemente nella storia sacra di Israele, il messaggero che va a aprire un grembo sterile semplicemente lo schiude, ma poi il figlio di quel grembo appartiene legittimamente ai mariti. Il messaggero annuncia la gravidanza, la fertilità di Sara, ma poi il figlio che le nasce di Abramo si chiama Isacco. Un messaggero
annuncia alla madre di Shimshon Sansone la sua fertilità a lungo superata, il figlio è del suo legittimo marito Manoah. Per Miriam la faccenda sta in maniera diversa e ancora più pericolosa. Quel messaggero che annuncia la gravidanza in quel momento fa avvenire la fertilità, produce dentro quel grembo un figlio che non è del legittimo marito, è di tutt'altra origine. Ecco Miriam, Maria, ragazzina, improvvisamente in un'ora soltanto, in un minuto soltanto, diventa portatrice e accetta di diventare portatrice di un seme misterioso sconosciuto. Dice, immagina un poeta tedesco, Rilke, immagina questa annunciazione del messaggero a Maria, e allora l'angelo direbbe a Maria: io sono il fiore, ma tu sei la pianta. Ecco, Miriam è questa pianta che accetta di portare frutto improvvisamente, di affrontare tutto il mondo, tutte le leggi del mondo, infischiandosene improvvisamente, come se non li riguardasse tutta quella legislatura minuziosa e attenta, meticolosa, trasmessa dalla tradizione, trasmessa dal Sinai di Mosè. Non le importa più, non le riguarda. Lei appartiene improvvisamente a tutt'altro, accetta di essere una irregolare totale in quel mondo, accetta di essere lapidata per la sua obbedienza al messaggero che non ha nessuna fattezza divina e che ha fatto irruzione nella sua intimità, nella sua stanza, non in piazza davanti agli altri, non in pubblico, non di fronte